Buonasera a tutti, benvenuti belli di bella, buon San Valentino, ciao Natale, buonasera. Ciao, facciamo tanti auguri di buon San Valentino a tutti, che auguri ne dici? Soprattutto facciamo anche tanti auguri di buon onomastico a tutti Valentino e a tutti... Valentina. Esatto, tu ne conosci? Io ho mia cugina che si chiama Valentina, in effetti avrei dovuto farle gli auguri. Ma comunque, oggi hai scelto una giornata importante per fare la puntata. Proprio la giornata di San Valentino, in modo che così possiamo fare gli auguri a tutti e se magari qualcuno ha voglia di fare una dedica speciale, siamo qua con i tuoi brani. Esatto, la faremo insieme. Quindi buonasera a tutti voi che in questo momento ci state seguendo sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi che ci state ascoltando in radio sugli FM 103.7, chi ci ascolta in DAB. Buonasera a chi ci segue dai social e tra un pochino daremo la buonasera anche a tutti i nostri amici che ci seguono su TikTok. Tra l'altro ti faccio anche i complimenti perché non abbiamo avuto l'occasione di vederci per il nuovo brano che è uscito. Grazie. Che è molto bello e sicuramente questa sera lo ascolteremo, lo canteremo. Ci sono sicuramente anche tante novità. Stasera sei accompagnato da una persona speciale. Da mia figlia. Che è bellissima, bellissima, è una stella, quindi un San Valentino più bello di questo non ci può essere che appunto quello di passarlo con tutta la famiglia. Mandiamo un bacione anche a tua moglie, ovviamente. Certo. Grande, grande. Allora, in attesa che il nostro Sonny ripristini quello che sta... Grazie! Scoppio ritardato, Sonny. Fammi partire anche la live su TikTok, così tra pochissimo iniziamo a leggere anche tutti i messaggi. Sicuramente in tanti in questo momento sono in macchina, che magari si stanno dirigendo al ristorante, chi si sta facendo l'uscita romantica, chi invece è a casa, perché secondo me le giornate di San Valentino è bello andare fuori per i locali, però è anche bello stare rilassati. Devo essere a casa? No, allora è carino anche che tu esci, che prendi la moglie e la porti a cena fuori, però dipende, sai, certe volte ti puoi fare quella cena romantica, a lume di candela, se poi stai sempre a casa no, te la porti fuori, però ci sta anche questo. La verità. No, sei d'accordo? L'importante è che sei d'accordo con me. Fateci sapere anche voi come state trascorrendo questo San Valentino. Scriveteci un messaggino su TikTok perché tra un pochino vi leggeremo anche lì. Quindi se volete mandare un augurio speciale ad una persona importante, se volete mandare un ti amo ad una persona importante, noi siamo qui e lo faremo per voi. Detto questo, siamo pronti a cantare Natale, visto che ci vediamo da un po'? Stasera... Cioè, io con Sonny non ce la posso fare a lavorare certe volte, perché certe volte mi manda fuori di cabeza. Quindi stavamo dicendo, stasera vogliamo dedicare tanti brani d'amore, ovviamente non solo amore, perché altrimenti sai che barba, sai che noia, ci saranno di tutti i gusti. Con quale vuoi iniziare? San Valentino. Ovviamente iniziamo con il brano nuovo, anzi invitiamo tutti quanti a condividere il brano, farlo girare sui vari social, prendetelo su YouTube, TikTok, ovunque, ascoltatelo, fatelo ascoltare anche ai vostri amici perché i nostri artisti li dobbiamo mandare avanti. Siamo pronti? Per la prima volta? Perché ancora non l'abbiamo fatto, finalmente lo presentiamo con il nostro Natale strano. Un applauso forte per lui, si canta su Bella Radio e su Bella TV. Mi raccomando, spendiamo anche le vostre dediche. Stasera chi sto ricordo mi attira, stavamo qua l'anno scorso, ricordo tutto a memoria e mi resta soltanto ricordo una storia fernuta, una stanza di da penombra e l'atmosfera dov'è. Questa storia fermata così, un messaggio tutto è finito, senza guardarti dall'occhio perché non ci credo, non esiste, tutto ad un tratto non può mai finire, non per amore ci ho messo il cuore, ma resto solo a parlare di te, seduto su un divano. Ho acceso la TV, ma non so cosa fare.
chi è, non può essere tu. Ho già chiamato la pizzeria, una pizza solo per me. E mo mi resta solo ricordo, e che sta storia è venuta così. Un messaggio, tutto è finito, senza guardarti dall'occhio perché tu non ci credi, non esiste, tutto ad un tratto non può mai fornire. Non per amore ci ho messo il cuore, ma resto solo a parlare di te. Seduto su un divano, ho acceso la TV, ma non so cosa fare. È lei che guarda me, San Valentino senza te. Seduto su un divano, ho acceso la TV, ma non so cosa fare. È lei che guarda me, San Valentino senza te. Grazie. Natale strano, bravo! San Grazie. Valentino senza te, il nuovo brano del nostro Natale. Allora, io ho preso il telefonino, così iniziamo a leggere qualche messaggino, anche perché la live l'abbiamo appena aperta. Scusatemi, ti sto parlando strana! Mi dimentico le R, mi dimentico le T. Quindi voglio salutare la nostra, anzi, Paoletta. Salutiamo Gioietta. Salutiamo anche la nostra bella Stella. Salutiamo tutti coloro che in questo momento stanno commentando. Gaetano, Michael, ragazzi, tanti auguri di buon San Valentino a voi e anche a tutti i single, perché ovviamente è la festa dell'amore San Valentino, è il primo amore, quello che dobbiamo dare a noi stessi, quindi auguri anche a noi single per l'amore che ci doniamo, perché è giusto, e anche a tutti quelli sposati, fidanzati, perché oltre l'amore per esatto, oltre l'amore per loro anche per noi, quindi auguri a tutti noi. Se posso ritagliarmi solo 2 secondi, Natale, te li rubo. Certo. Voglio solo dire una cosa, perché in questo periodo ho tenuto tutti in suspense. Ho il video, mi hanno consegnato finalmente il video del nuovo brano. E oggi la cante? No, perché Sonia l'ha inserita proprio adesso, ancora non l'hanno avuto il tempo di inserirla in macchina. Mercoledì ci sarà l'uscita ufficiale. Sto fremendo. L'abbiamo vista 5 minuti prima di iniziare la puntata, quindi immagina la mia come sto fermentando. Tipo il lievito, è presente quando sta lievitando? Ecco, uguale. Quindi mercoledì, raga, uscirà il brano. Grazie, ti ho rubato 2 secondi, ma ti ringrazio. Nel frattempo, detto questo, dopo che c'è stata ora l'uscita di San Valentino, qual è il prossimo brano in preparazione? Magica. Olla! Ma sarà... Presto. Ma sarà sempre melodica questo stile o diverso? No, sempre tipo questo. Tipo questo stile. Sonny fa quindi qualcosa di diverso. Comunque tenetevi pronti, perché come lo sapete con Natale abbiamo avuto tantissimi brani e non ci fermiamo. C'è un'altra novità, una cover. Quale ci Ancora in preparazione. Ok, lo vuoi già svelare o prima al momento ci ascoltiamo Magica? Lo sveliamo più avanti. Bravo. Lo sveleremo più avanti. Tra l'altro, l'altro giorno c'è stata qui Daisy che ha presentato il brano. Abbiamo parlato proprio del fatto di Incello che piace a tutti. Ha detto Natale la canta benissimo, quindi abbiamo anche parlato di questa cosa, parlando di cover adesso. Abbiamo anche ricordato questa, perché Natale ha una scelta molto dettagliata per quanto riguarda le cover. Quindi sono sicura che anche quella che andrai a scegliere sarà molto bella. Con quale brano andiamo adesso? E dimmelo. Eccola, questa la dedichiamo a tutti gli innamorati? Questa è una dedica per tutti gli innamorati, la dedichiamo proprio a tutti. Salutiamo anche Username, Giusy,
E poi che abbiamo? La tua bella Nancy che è qua, tesoro! Un Ciao, bacio Nancy. Auguri anche a voi Luca! Un bacione per te, a Roberto, auguri, salutiamo anche Roberto della Napoli Fish, tutta la Napoli Fish, Giampiero Napoli, salutiamo tutti, la nostra bella Stella, auguri amore, Annuzza, auguri anche a te, stanno scrivendo tutti, ragazzi tanti auguri, vi dedichiamo questo brano di Mello che io ho chiamato Dincello che non c'entra niente, è di Mello per tutti, anche per me, per tutti gli innamorati, Natale strano. Quando sto con te, sento cuore che va a mille, resta a te guardare, rinde cose ma assomiglia, e mi fai morire, si mi stigni e poi mi vas, non sapessi sta senza te, e di mello che sono per te, tutto quello che provo con me, cuore mio, quando mi dici ti amo, vita mia, mai come te, mai nessuno, e di mello che amore con me, tanto sai va che pazzo per te, sai che sì, l'amore che si respira, dentro me sto bene che mi cammina e mi porta a te, mi piace così. Si può niente fai gelosa, ti fai perdonare, raccontando mille scuse e mi sai pigliare, a rubarne di sti vasi, quando canto e muore per te, e di mello che sono per te, tutto quello che provo per me, cuore mio, quando mi dici ti amo, vita mia, mai come te, mai nessuno, e di mello che amore con me, tanto sai va che pazzo per te, sai che sì, un amore che si respira, dentro me sto bene che mi cammina e mi porta a te. Vita mia, mai come te, mai nessuno, e di mello che amore per me, tanto sai va che pazzo per te, sai che sì, un amore che si respira, dentro me sto bene che mi cammina e mi porta a te. Grazie. Coro mio, quando mi dici ti amo, vita mia, sto bene che mi cammina e mi porta a te. Natale strano e di Mello, questo brano è meraviglioso per tutti gli innamorati, bravo Natale, bravo, bravo. Lo dedichiamo a tua figlia che è bellissima. Stavo parlando con tua moglie in chat, perché comunque anche se voi ci state ascoltando, questo lo dico per chi ci sta ascoltando su in radio, per chi ci sta guardando in TV, ovviamente avendo 60 minuti disponibili non abbiamo il tempo di prendere le telefonate e quindi darvi spazio per parlare, però se volete fare una dedica speciale collegatevi su TikTok, noi le facciamo, vi leggiamo, e stavamo parlando proprio del fatto che tua figlia, a quanto ho capito, vuole fare la cantante pure lei. Sì, ci piace cantare. Ti piace cantare? Qua gli dobbiamo far un bel duetto. Cioè, amore, tu vuoi cantare con papà? Lei è pronta. Lei vorrebbe cantare pure oggi. E cosa hai portato, amore? Le
Cantare bam bam bam. Bam bam. Sonny, mo vedi se dopo trovi una, gli facciamo fare anche 30 secondi. Anche sulla base stessa di bam bam, gli apriamo il microfono e gliela facciamo cantare qua. Facciamo questo regalino. Te la senti di farlo, amore? Tutto live noi organizziamo, così. Come si dice quando una cosa si organizza? Improvvisa. Sì, no, volevo utilizzare un termine siciliano, tipo... Non mi viene, se mi viene ve lo dico. E comunque lo facciamo così, quindi preparati, dopo ti levi il giubbotto però, amore, e gli facciamo fare così una piccola improvvisata, che Sonny, ce l'hai ora, la faccio entrare ora, se no la faccio entrare dopo. Ah, la mamma ce l'abbiamo. Allora, innanzitutto salutiamo, perché qui stanno arrivando un sacco di messaggi. Allora, salutiamo anche Peppone, buon pomeriggio a te. Laura, buonasera. Un saluto e buon San Valentino a tutti i miei colleghi della Napoli Fish. Siamo il top. Ciao ragazzi. Luca non l'ho visto, lo sto leggendo adesso perché mi sono collegata ora. Amore, togli il giubbotto che vieni. Poi c'è Nancy che è qui pronta a guardare. Salutiamo Davide, buonasera anche a te. Salutiamo Anthony, buonasera. Salutiamo tutti. Ciao Antonio, stanno arrivando un sacco di messaggi. Ciao Carmela. Siamo sul canale 96 del digitale terrestre. Posa gli occhiali, amore. Sonny, fai una cosa, tienimi questa, prendi quel microfono, così gli diamo anche il microfono e me la fai arrivare immediatamente. Tu che ne pensi di tua figlia che gli piace cantare? Non ho Nancy qua, se no glielo chiedevo anche alla mamma. È più brava di me. Dai, la nostra piccola futura cantante. Mi sa che quanto prima gli facciamo fare una bella... Vieni amore, facciamo un applauso a questa piccola principessina. Allora amore, ti vuoi presentare? Di ciao a tutti, mi chiamo, vai. Ciao, mi chiamo Emily. Quanti anni hai? 7. Quindi ancora sei molto giovane. Sì. Allora aspetta che mi metto vicino a te. Ti piace cantare? Sì. Emily, cosa ti piace cantare? Bam bam. Solo questo o anche altre canzoni che ti piacciono? solo questa. Al momento solo questa. Senti, ma tu un domani la vuoi fare una canzone tutta tua? Sì. Allora tu sì o no? No. Come no? Se ti piace cantare non la vuoi fare? Sì. Allora sì. Sì. Ok, allora intanto adesso ci facciamo sentire un po' di Bam Bam? Vuoi fare il ritornello o la vuoi fare tutta? Il ritornello. Fammela partire, Sonny. Noi facciamo un applauso alla nostra Emily. Io voglio lei, le pazze di lei. Mi hai detto che mi vuoi bene. Sai che prima di te l'ha fatto con me. Lei non sa cos'è l'amore. Bam 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 bam. Il cuore mio fa bam 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 bam. Bam 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 bam. E la sua strada, ma niente dopo. Mi sono innamorato da già fa, con lo sguardo mi ubriacherà. Vi giuravo bene sulla me, sulla me, sulla me per sempre. Vai amore! Mi sono innamorato da già fa, lei non è sincera, la si sta. Vi giuravo bene sulla me, come a me da più mezzanotte. Fatta con la bacchetta magica, tutta una sa logica, vuole solo lei nel cuore. Mamma mia, un applauso! Allora Emily, se tu sei d'accordo con me, la prossima volta facciamo una cosa diversa. Sai cosa ho in mente? Io te lo dico. Tu mi dici se l'idea ti piace e la organizziamo. Facciamo levare la voce di Banfi dalla canzone da Sonny. Prendiamo solo la base e la prossima volta la canti tu tutta tu, senza lui di sottofondo. Ti piace questa idea? Lo facciamo? Dammi il 5. Andata, la prossima volta facciamo questa cosa. Allora, siccome sei molto brava, io ti rivoglio qua con noi e la prossima volta facciamo così, va bene? Vuoi fare un saluto nel frattempo? Ciao. Alla mamma, glielo mandi un bacio alla mamma che ci sta guardando? Mua. Amore mio, grazie Emily, ci vediamo la prossima volta, ok? Va bene amore, niente, cioè hai una figlia che è uno spettacolo. Grazie. Parla anche di più di quanto parli tu, è bravissima. La prossima volta gli leviamo la base, leviamo la canzone di Banfi e la canzone, leviamo la voce e la facciamo cantare solo a lei. Mi piace questa cosa, poi è anche bellissima, è ingegnosa. Complimenti a te e alla mammina per questa piccola stella che avete fatto, bravi. Allora cantiamo di nuovo. Che c'è? Che ho fatto? Facciamo un altro brano? Sì. Cosa cantiamo?
O con papà. Oh, questa a chi la dedichiamo? È la sua. Questa è una dedica speciale per te, amore. La dedichiamo anche a tutti i figli, a tutti, insomma, perché fondamentalmente siamo tutti figli. Ascoltiamo ancora una volta la voce del nostro Natale strano. Un applauso. Non ti preoccupare, tutte cose in la vita papà ho superato. Faccia pugni con tempo perché troppo presto vuole che sfida. La cosa più bella che hai detto sia felicità. Cruce bene, carnale, sincero, se vuole e te faccio ogni cosa perché ma niente te potesse far mancare. Un sorriso per me è un paradiso, non serve per campare. Cruce bene, carnale, sincero, se vuole papà. Non ci sta niente mondo più bello che te può assomigliare. Pronto a farmi cose, una cosa più pericolosa, perché mai una lacrima in faccia a te voglio vedere. Uso bene come fa sta buona, sia vita papà. E la vita non mi basta, e devo dimostrare. Sono pronto a farmi cose, una cosa più pericolosa, perché mai una lacrima in faccia a te voglio vedere. Uso bene come fa sta buona, sia vita papà. La vita non mi bastasse, te devo dimostrare. Natale strano! Bravo sempre Natale, bravo. E ancora una dedica, aspetta, che c'era scritto qui. Il marito di Anna Spanò, che proprio Anna mi ha chiesto una dedica per suo marito, quindi tesoro, dobbiamo fare una dedica che appunto da parte di Anna Spanò per il marito, che non mi ricordo come si chiama, però insomma una bella dedica d'amore, visto che è San Valentino. Quindi ragazzi, facciamo tutte le dediche di cui avete bisogno e che avete voglia. C'è chi mi dice Mary canta il nuovo singolo, raga, non lo abbiamo nel PC, quindi oggi non lo possiamo fare, ma vi giuro lunedì ve lo faccio sentire in anteprima, non abbiamo avuto il tempo materiale per farlo, quindi non ci sta. Poi gli auguri in anticipo non li facciamo perché c'è chi chiede degli auguri per dei compleanni, ma in anticipo non li possiamo fare, non si fanno, portano male, li faremo posticipati nella giornata. Va bene, allora, senti, ma ce la fai sentire sabato notte? O dopo? Oggi è sabato, cioè la battuta mongola mi fai. Guardiamo con sabato. Dai, che secondo me questa qui è bellissima, non deve mancare mai durante le nostre puntate. Io non vedo l'ora perché comunque è una tra le cover, oltre che di Mel, una delle cover più belle che fa, sono tutte belle, però ognuno di noi ha anche le canzoni che... certo, e questa lo è sempre stata. E la vogliamo dedicare anche questa a tutti gli innamorati, oggi così, innamorati con tutti i cuoricini, raga, per voi, Natale strano con sabato notte.
quanta emozione, esci dall'acqua, ti asciugo e rido con te, sabato notte, aria di festa, un whisky in due, e poi lontano se va. Corre l'asfalto, una striscia di cielo, quel casolare ci aspetta sul mare, non dormiremo, l'amore si fa. Araba morte sul letto tremanti, bacio il tuo viso, mi baci le labbra, l'estasi nasce e morire ci fa. L'alba che nascerà, legati ci vedrà, ma non ci sveglierà, ma non ci sveglierà. È già domenica, il sole ti spiona, tu fin dall'acqua felici che amore, ti amo troppo, te voglio così, te voglio così. Araba morte sul letto tremanti, bacio il tuo viso, mi baci le labbra, l'estasi nasce e morire ci fa. L'alba che nascerà, legati ci vedrà, ma non ci sveglierà, ma non ci sveglierà. È già domenica, il sole ti spiona, tu fin dall'acqua felici che amore, ti amo troppo, te voglio così, te voglio così. Sabato notte. Questa canzone la adorano in tantissimi. La voglio dedicare a Peppino perché so che gli piace tanto e molto spesso me la richiede, quindi gliela dedichiamo a Peppino. Poi dobbiamo fare un saluto a Paolo Grasso da parte di Santo Rossano, quindi un saluto anche per lui. Salutiamo anche, aspettate che qua ce ne sono tantissimi di messaggini e salutarvi. Ora lo salutiamo. Salutiamo il nostro osservatore, buonasera. Tocco Magico, buonasera. E dobbiamo salutare anche... dobbiamo salutare, perché sono sicura che lui ci starà ascoltando, al nostro Sebastiano Cosentino, nonché Sebbi. Sebbi, un bacione grande anche per te. Poi salutiamo anche Salvo Pitasi, salutiamo anche Spinman, salutiamo Graziella, salutiamo Angelo, salutiamo Francesco. Un saluto da parte di Salvo per Leo. Ragazzi, noi abbiamo una playlist, ovviamente non siamo un karaoke. Ok, non siamo un karaoke che abbiamo, cioè voi richiedete e noi cantiamo, ognuno ha i propri brani e si cantano i propri brani, quindi è così che funziona. Salutiamo anche Giovanni, buonasera Giovanni, un bacione per te Gaetano, un saluto a Giovanni, sempre da parte di Santo Rossano, insomma un saluto per tutti voi ragazzi. La nostra puntata questa sera è bella lunga, abbiamo, quanto è passato? Già la prima mezz'ora è volata, abbiamo altri 30 minuti per cantare, per divertirci, non vi preoccupate, sempre se volete fare delle dediche speciali, noi siamo qui
è proprio per voi, ok? Per farvi ascoltare la musica di Natale, per cantare, tra l'altro, per dedicarvela, volevo dire. Tra l'altro abbiamo cantato in questa sera il nuovo brano che lo ricordiamo, San Valentino senza te, e in preparazione ci sono nuovi brani. Auguri a tutti gli innamorati! Buon San Valentino alle Valentina e Valentino! E non per forza bisogna essere innamorati di un'altra persona, ma auguri anche a chi è innamorato di se stesso, come me. Mi faccio gli auguri, mi sbaciucchio tutta. Ecco, l'amore è più bello. Gliele fatti gli auguri a Nancy? Che c'è? Belli Certo. romantici? Come si deve? Sì. Belli e romantici come si deve. Vabbè, Nancy è qui, poi Nancy mi fa sapere se effettivamente è così. Oggi ti vedo più canterino che chiacchierone. Sì. Oggi è più canterino Natale piuttosto che chiacchierone, e noi lo lasciamo cantare. E guaglioni, voglio un poco di animo, te li scelgo io oggi i brani. Ti faccio la playlist. La playlist te la faccio io. E guaglioni, Natale strano, un po' di movimento che non guasta mai. Chi ste guaglione combattono sempre, affrontano ogni cosa senza mai s'arrendere. Rischiano di ogni notte che non sa ridere una casa perché vanno vecchi. Chi ste guaglione è cresciuto che appresso perché del quartiere è facile a perdere. Sono giudicata sta gente che non sapano proprio niente. Scegliere sta vita, una beretta in mano, senza pensare di mano. Di nostri popolari si campa così. O fanno pa' famiglia, per crescere sti figli. C'è potuto con ogni cosa, nessuno può capire. Eppure per amico, sono pronta a rischiare vita. Sono fatta così frate, unito e nuvolate. Chiamata malamente, devo che ne serpiente. Nessuno sa niente, sanno solo parla. Ste guaglione combattono sempre, affrontano ogni cosa senza mai s'arrendere. Rischiano di ogni notte che non sa ridere una casa perché vuole vecchi. Chi ste guaglione è cresciuto che appresso perché del quartiere è facile a perdere. Se giudicata sta gente che non sapano proprio niente. Scegliere sta vita. Tutte firmate da Gucci, motociclette e cappucci, barba lunga spreccia in faccia, senza paura e coraggio. Non è facile sta vita, piena di sfide e salite, ma chi c'ha sempre creduto, arriva dove arriva. Queste guaglione combattono sempre, affrontano ogni cosa senza mai s'arrendere. Rischiano di ogni notte che non sa ridere una casa perché vanno vincere. Queste guaglione è cresciuto che appresso perché del quartiere è facile a perdere. Sono giudicata sta gente che non sapano proprio niente. Scegliere sta vita. Grazie. Guaglione! Natale strano! Allora, voglio dire una cosa, io sentivo che c'era qualquadra che non cosa. Ora mi sono resa di cos'è quel qualquadra che non cosa. Ci siamo dimenticati di accendere il condizionatore. Io a Copa ero Cauru. A Duma! Allora, no, vi spiego. Essendo sabato, non siamo in diretta radio e quindi ovviamente qui sta tutto chiuso. Siamo arrivati prima di iniziare la puntata. A un certo punto le mie calorie iniziarono ad alzarsi. Ve l'ho detto, il sabato è gravissimo. A Dumastuco lui ha la possibilità di spogliarsi, capito? Lui si denuda, si leva la maglietta con tutti i muscoli di fuori e noi moriamo di caldo. No, Emily, tu non ne hai caldo, amore, levatelo il giubbotto. Dobbiamo fare un augurio speciale, allora, perché qui di solito sono tutti di solito sono le femminucce che fanno gli auguri ai maschietti, invece abbiamo un maschietto che fa gli auguri a sua moglie. Un minuto che devo cercare il messaggino. Innanzitutto c'è la Napoli Fish che fa gli auguri a tutti gli innamorati. Auguri Stefi, facciamo gli auguri a Stefi e a suo marito Alfio. Una dedica speciale la vorrei fare anche a te che rendi alcune ore del giorno belle. Grazie Luca, grazie, un bacione, auguri.
Grazie. Poi aspetta che devo trovare il messaggino devo salire una Saretto, lo salutiamo. C'era un messaggino da parte del marito che devo andare a beccare. Minuto, raga. Buonasera Giuseppe. Allora c'è Santo Rossano che vuole fare una dedica per la moglie Giunta Patrizia con un grandissimo ti amo, e noi glieli facciamo anche. Grazie. Non li leggo certi messaggini, rimangono dentro. Poi Stefi che fa gli auguri a suo marito Alfio. Ora gli dedichiamo un bellissimo brano d'amore anche ad Alfio. Non vi preoccupate ragazzi, qui abbiamo ancora tanti brani da poter dedicare e adesso piano piano li dedicheremo a tutti. Io stasera ci tenevo a fare il nuovo brano, però non ci siamo arrivati, ci volevano quei 10 minuti prima e lo facevamo. Già arriviamo, già la facciamo. No, io volevo fare solo amore. Non ce la facciamo a fare solo amore non di prima, vero? Ce lo puoi fare quel colpo di magia? Lo può fare. Se non lo puoi fare no, va bene, ok, se non lo puoi fare niente. Allora, salutiamo anche Agatino, salutiamo di niente ragazzi, Farao, una buona serata anche a te. Raga, no, non ci arriva sonnino. Lunedì lo facciamo, non vi preoccupate. Cosa puoi cantare adesso? Una moglie canale tutta per Nancy. Nancy, apri bene le orecchie perché questa dedica è tutta per te. Tutta per te e per tutte le mogli comunque, da parte della propria dolce metà, quella giusta. Quando mi innamoro tutti i giorni, ci tocca facendo importante, te penso non mi stanco mai di dicere. Caso che posso innamorare di te, se deve essere per essere sta vita, se solo tu che voglio eternamente, non c'è sta niente che ti assomiglia, tanto con te ho più felice uomini, sei una moglie carnale, sei tutte cose che giuro, tu mi fai vivere solo. Si compagna, tu da si femmino vero, non devo essere si una moglie carnale, tu mi cagnate sta vita, sono fortunato lo giuro, e ti ringrazio perché grazie a te sono cagnato, quel 25 maggio che emozione. Mi sono sposato a te, prima come volavo chiesto tempo, mezzi tu c'è cose più belle, sei una moglie carnale, sei tutte cose che giuro, tu mi fai vivere solo, si sto insieme a te, te voglio, sia la vita mia si compagna. Grazie.
Evviva tutti gli uomini innamorati e che lo fanno, lo dimostrano ogni giorno, non solo il giorno di San Valentino. Questo lo diciamo, io lo dico sempre, è bellissimo che ci sia una giornata dedicata all'amore, perché è bello, c'è la giornata dedicata alla mamma, c'è la giornata dedicata al papà, ai nonni, a tutti, ma è bello anche quando è dedicata all'amore, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione che l'amore deve essere tutti i giorni e quindi a prescindere dal San Valentino l'amore va dimostrato nella quotidianità, nei piccoli gesti e non dai grandi gesti, perché ricordate che sono sempre i piccoli gesti che fanno la differenza, anche delle volte aiutare a legare i capelli o aiutare ad asciugare i capelli, quello è un piccolo gesto che non sapete il valore immenso che ha per noi donne. E parlando di questo c'è Annuzza che vuole fare una dedica a suo marito, se dopo gli dedichi una bella canzone per suo marito. Poi salutiamo Devi, ancora un bacione a Luca, Stefi gli mandiamo un bacione, alla nostra Stefi che vuole essere saluta Stefi ti prego, che poi Ciao Stefi. ecco Stefi tutta per te. Poi salutiamo anche Rita, salutiamo Farao, una buona serata. C'era un messaggino che ho perso, salutiamo Salvo Junior, buon pomeriggio, buona serata anche a te. Insomma ragazzi, un bacione a tutti. Cosa hai in mente adesso? Cosa abbiamo in mente, visto che qui di dediche ne continuano a richiedere, ne continuano a fare? Facciamo fare a sonne, va. Facciamo fare a Sonia, adesso sceglierà lui. Noi nel frattempo ancora facciamo. Chi è in macchina in questo momento? Se siete in macchina, magari con la vostra dolce metà accanto, senza farvene accorgere, mandate un messaggino rapido su TikTok, però perché WhatsApp non lo leggiamo, e così facciamo il saluto magari alla vostra dolce metà che è accanto a voi e non se lo immagina. Questa è una cosa carina, che poi lei lo guarda mentre è in macchina e gli fa perché poi le facce di noi femmine sono queste: non ci credo, ma mi hai fatto una dedica, amore! E c'è quel colpo del bacio tattico che tu volevi e lo hai ottenuto e ti prendi anche 10 punti per la dedica, capito? Quindi stasera tanto romanticismo. Va bene, avete scelto la canzone, Sonny? Tu. Bella lei, andiamoci. Dove andiamo? Qua su Bella Radio con Natale Strano. Se sembra mezz'annuna e sembra alla te che ci sai a freve. Non posso con nessuno, ma si fa folle quando tu cammini. Parla nativo ma non si mai stato in dei film per televisione. E che può farsi per te hanno già persa capo tanto guaglione. Quando deve che passare? Tu cuore mio fa sempre tu ta 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 ta, dimmelo come già fa, beh poi più forte fa tu ta 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 ta, ma non come già fa. Io devo essere sempre sulla mia, l'amore fatto rinda una poesia, più bello regalo che rinda sta vita ma potesse e che sto cuore fatto non mi guardai perire dalle speranze a chi sto sceme con guarda che voce grida e non mi rendo mai per chi sta mo sono così a più bella e se non tengo a te io non voglio a nessuno mi moresse nell'altro se insieme con te mi mettesse a amore wow quando deve che passare su cuore mio fa sempre tu ta ta dimmelo come già fa e poi più forte fa tu ta ta ma non come già fa io devo essere sempre sulla mia l'amore fatto rinda una poesia più bello regalo che rinda sta vita ma potesse e che sto cuore fatto ta ta
sto cuore fa tu 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 ta 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 tu 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 ta ta ta. Grazie. Tu ta ta ta, sto cuore mio fa sempre tu ta ta ta. Bellissima! Allora, senti, dobbiamo fare gli auguri a Maria e Alessandro Patanè che sono insieme Auguri, finalmente, Maria e ragazzi, Alessandro. finalmente ve li state godendo. Poi tanti auguri, una dedica a mia moglie Desi, a mio figlio Vincenzo, grazie, ma certo, ve la facciamo, adesso ci pensa Natale. Vi faccio tanti auguri ragazzi, davvero di cuore, sono contenta perché ci sono degli amori che durano, nonostante delle volte molte battaglie, tanti momenti difficili, quindi quando poi finalmente la difficoltà si supera, il viversi insieme nella quotidianità è il dono più bello, che chi ce l'ha ogni giorno magari non lo tiene in considerazione, ed invece forse ce ne rendevamo conto quando c'era il periodo. Ecco, ma ti ricordi quando c'era il Covid? In quel periodo è servito, no? Perché eravamo tutti uniti e dicevamo la libertà, il semplice stare insieme quando ci hanno tenuto distanti anche dai familiari. Là ci rendevamo conto di quanto significasse lo stringere qualcuno. Poi quando abbiamo riacquistato, tra virgolette, la libertà, ce ne siamo nuovamente dimenticati. No, raga, non lo dimentichiamo, perché c'è chi magari non ce l'ha per tanti motivi e lo vorrebbe. Quindi stringete sempre la persona che volete bene, ogni giorno, anche uno sguardo, anche un bacino qui prima di andare al lavoro. Sapete quanto vale? Oro colato! Devo fare una canzone che si intitola Oro colato, tu. Va bene, scusa. Poi... aspetta, voglio fare una dedica a Franco Farao da parte della sua Rita. Salutiamo Raki, auguri uragano, tanti auguri ragazzi, un bacione a tutti voi. Io sono 30 anni che siamo sposati, bravi! Annuzza con suo marito, godeteveli raga, giorno per giorno, giusto? Sì. Condividi pienamente il mio discorso? Anche se non lo condivide mi dice sì lui, tanto per farmi contenta. Allora, Ti lascio spazio a te. sei sicuro? Ma riposo un po'. Ma io no. Vedi, no, Mary, mi fa piacere che canti, ma riposo un poco. Va bene, vatti a riposare. Grazie, non lo so. Natale è l'unico veramente che in tutte le sue puntate mi fa cantare. Quale voglio? No, facciamo solo noi, no? In attesa, visto che forse questa è l'ultima volta che la canto prima dell'uscita di Solo Amore. Andiamo con Solo Noi, va, la dedico a tutti, raga, che so che vi piace. A tutti, a tutti, a tutti. Che mi pensi anche quando non ci sei. Quello che proviamo lo sappiamo solo noi. Giro per la città, ma manchi solo tu. Tra mille persone sai io vedo solo te. Solo noi, sotto la luna a dirci di sì. Solo noi. Il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Se ci sei tu qua, il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Ogni passo che faccio mi porta verso te, anche se lontani nel mio cuore solo tu. Cerca il tuo sorriso in ogni volto che passa accanto a me, ma nessuno è come te. Solo noi, sotto la luna a dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Tu ed io, insieme non c'è niente di più. Ogni giorno è un sogno se ci sei tu. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua.
Mamma Mary. Grazie Natale! Grazie sempre per lo spazio che mi regali, grazie davvero, perché è una cosa che non fa nessuno. E Non quindi, siamo tutti gli stessi. lo so, però a me piace sottolinearla questa cosa, è una cosa molto bella. E io sono molto schietta e sincera. Allora, detto a questo punto, arrivato a questo punto, visto che mi ha dato questo spazietto, che ne dici se adesso torni a cantare? Sì. E poi dopo ritorno, perché mi sa che arriviamo alla conclusura, come dico sempre io. Avete scelto con Sonny gli altri? Non c'è perdere. Bella, anche questa. Un'altra dedica speciale per tutti. Ritorna Natale Strano. E scende con un raggio sole mentre la notte muore, con un mare scende in da cucina che ti vuole bene, quando rose, quando bigliettini stai morendo in lacrime, si pulisce tu in dall'anima, chi so credeva che eri proprio tu. Questo ti sposa ma cerca canzone, ma trema voce non ce la faccio più, perché se fai più forte l'emozione, faccio perduto tanto tempo fa, e sul destino ci ha fatto incontrare, non ci ha mai perdere, e innamorata mi sei sempre tu, storico e mille note sta canzone. Ovvio che stai piangendo pure tu, ah si felice non ci tiene ancora, e si ti mane non ti vede più, prima di morire da sta canzone, innamorati di te. Ma ricordo quando quella sera non hai mai fatto amore, tu tremava la paura a me, non si fermava cuore. Quando ora ci hanno appiccicato e poi facciamo pace, ma c'era segna, si scusate già, chi so che eri proprio tu, questo ti sposa ma cerca canzone, ma trema voce non ce la faccio più, perché se fai più forte l'emozione, faccio perduto tanto tempo fa, e sul destino ci ha fatto incontrare, non ci ha mai perdere, e innamorata mi sei sempre tu, storico e mille note sta canzone, ovvio che stai piangendo pure tu, ah si felice non ci tiene ancora, e si ti mane non ti vede più, prima di morire da sta canzone, innamorati di te. E innamorata mi sei sempre tu, sta canzone, ovvio che stai piangendo pure tu, ah si felice non ci tiene ancora, e si ti mane non ti vede più, prima di morire da sta canzone, innamorati di te, ti soffereva, come scusavo. Il nostro Natale, bello questo brano, penultimo brano, perfetto ragazzi, bellissimo.
Nel frattempo loro stanno chiacchierando, se vedete strani movimenti, perché chiacchierano per quale brano devono andare a mettere in chiusura, capito? Quindi non vi preoccupate, è tutto normale. Voglio fare gli auguri a un amico nostro. Certo. Melo Cosentino, oggi fa gli anni. Oh, auguri, non sapevo che Carmelo faceva il completino. Il completino. Il compleanno, il giorno di San Valentino, volevo dire, e tra compleanno e San Valentino è uscito fuori completino. Vabbè, ma vedi che a me le parole mi escono così, ah? Tipo quando è nata la frase conclusura, tu devi sapere che ero anche in una puntata televisiva serale. Dovevo dare la buona serata e nella mia testa c'era la parola conclusione e chiusura. No, e io stavo parlando, dicevo, allora devo dire siamo arrivati in chiusura, no? Oppure conclusione. Talmente la mia testa era così che allora siamo arrivati in conclusura e da quel giorno in poi detto, tutte e due. esatto, è nata la conclusura che è ovunque. Adesso il compleanno è diventato il completino e adesso la Crusca lo sta inserendo nel vocabolario la conclusura, lo sai tu, perché ormai è internazionale. Allora, prima di andare in conclusura vogliamo fare una cosa. Allora, in primis fare ancora tanti auguri a tutte le Valentine. Tutti gli innamorati poi. Vai, prima tutti gli innamorati. A tutti gli innamorati e poi tu. E poi tutti Valentino e Valentina. Poi a tua moglie Nancy, alla nostra piccola Emily che amiamo tutti quanti, che bellissima Gioia, sta morendo di caldo pure lei. Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono stati con noi in puntata, ragazzi. Spero che quest'oretta vi siete rilassati con la nostra musica, anzi con la musica di Natale, che vi abbiamo tenuto compagnia, vi abbiamo portato un po' di sorrisi, un po' di musica, un po' di amore, un po' di tutto, il giusto milkshake, tutto. E poi che vuoi? Oh, no, non mi spengo. Io già oggi non ci sono stata in radio. Avevo l'astinenza, dovevo parlare. Quindi ora che sono qua mi sto sentendo libera sono io. Scusa. E quindi saluto a tutti. Devo dedicare una bella canzone a Franco Farao, Rita, per il ragazzo. Adesso gli dedichiamo l'ultima. Ancora un bacione ad Annuzza. Poi saluto anche Tocco Magico. Salutiamo Stefi, salutiamo Luca, salutiamo Peppuzzo, il nostro Peppino. Saluto tutti, ragazzi, siete tantissimi in questo momento collegati, quindi se non mi arrivano i nomi ricordarmi di tutti è un po' impossibile, quindi eventualmente anche se mandate un puntino io vi saluto perché mi appare la mia bella Stella, amore, giusto. Salutiamo anche Rosa, tesoro, un bacione anche per te, allo zio Piero, non l'ho mandato, che mi scrivi complimenti per il video, non l'ho mandato, questa mi hai fatto il truffa, lo zio Piero mi ha scritto complimenti per il video, uso che io l'avevo mandato, io ero in ritardo, complimenti per il video, tipo che l'aveva visto, non l'ho mandato. Mi vuoi fare il coppo della mucca? Non mandato fu oggi su Bella Radio un video nuovo di Marmelani, mercoledì esce lui. Poi salutiamo anche Enza, salutiamo anche Maurizio, così per un quieto vivere della bontà dei corazon. Maurizio, ti mando un bacione anche a te. E poi Gaetano, un bacione grandissimo. E insomma a tutti quanti. Con quale brano vuoi salutare stasera? Vabbè, Ok, ci salutiamo così. Ragazzi, io vi mando un bacione a tutti, ancora un buon San Valentino, rilassatevi questa sera, anche domani è carnevale, quindi andatevene un po' a festeggiare se riuscite e noi vi auguriamo un buon sabato, un buon weekend e tutto il resto. Grazie al nostro Natale Strano per essere stato con noi e aver condiviso questa serata bellissima. Salutiamo proprio con la sua voce. Grazie, Natale Strano! E da tempo che non ridi più. Tu che era ora e chi va spizzo le piace di vagnare. A chi aspetta che non ti ribiella non ti vira male che fa. Ti state succedendo poco a poco quando tempo ancora può durare. Avrai giorni belli che da tempo più non hai e cancellerai dagli occhi quella lacrima che fa. Avrai un amore che è felice ti farà e un mondo va bene girerai intorno a te. Datti forza e poi vedrai che col tempo passerà, in da vita non si può sempre soffrire.
sentirai che pure ci sono passate già. Ma va bene un saggio, ma che serve, si per te non prova niente. Avrai giorni belli che da tempo più non hai, e cancellerai dagli occhi quella lacrima che va. Avrai un amore che felice ti farà, e un mondo va bene girerà intorno a te. Datti forza e poi vedrai che col tempo passerà, din da vita non si può sempre soffrire. Avrai giorni belli che da tempo più non hai, e cancellerai dagli occhi quella lacrima che va. Avrai un amore che è